Buonasera, alle principali notizie. A Catania è stato scarcerato dopo meno di 48 ore l'uomo che in un video picchiava il bambino di 10 anni, figlio della compagna, nel quartiere di San Cristoforo, dove vive la famiglia, c'è rabbia e condanna per la violenza. Aggredito da baby gang con un tirapugni nel centro di Catania. Rischia adesso l'occhio il 14enne, pestato senza alcun motivo. Il padre dice persone inqualificabili e i passanti giravano alla larga. Lunghe code, attese inaccettabili nel pronto soccorso Villa Sofia di Palermo. Schifani chiama a rapporto il manager Mazzara. In programma una serie di verifiche in tutti gli ospedali della regione. A Catania, nonostante i progetti di rilancio, San Merillo resta tra montagne di spazzatura che impediscono di passare per le vie del quartiere. Oggi a Catania è il ricordo del giornalista Giuseppe Fava, ucciso dalla mafia 42 anni fa. Tanti giovani per affermare i valori di legalità. Vacanze finite, si torna alla quotidianità. Sono soprattutto gli studenti fuori sede e i passeggeri del Sicilia Express. Nel primo pomeriggio la partenza da Palermo e Siracusa. Calcio, delusione Catania per il pari di Foggia sul mercato dopo Bruzzaniti, attesi altri colpi. Eccoci, buonasera. È stato scarcerato dopo meno di 48 ore l'uomo che in un video picchiava il figlio della compagna di appena 10 anni. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari di Catania, Luigi Barone. Intanto nel rione San Cristoforo, dove vive la famiglia, c'è rabbia ed indignazione. Sentiamo Emanuela Corsi. Sono schifata. Ammazzassi io, mi posso cercare e ammazzassi io. A San Cristoforo non si parla d'altro questa mattina dopo la diffusione di un video dove un bimbo di 10 anni viene picchiato dal patrigno con un cucchiaio di legno mentre la madre assiste impassibile alla scena. 2 minuti tra insulti e violenze fisiche e psicologiche che hanno fatto montare l'indignazione soprattutto tra le donne. Questo bambino andava a scuola con i miei figli, le sorelle vanno a scuola con i miei figli. Ma è una mamma per bene, io i miei figli, non li voglio toccare i miei figli. E poi una chissà perché i vicini fanno mangiare così. Ma io sono veramente scioccata. E se io vi giuro sui miei figli, se la vedete per strada, io ammazzo a Saida. Per farci pure che Ducaida ci fece pure al suo figlio, a due vecchio di me, perché per me è un orco, un cesso, proprio una merda, perché manco mascolo, perché mascolo ne fa queste cose. Qui nel quartiere nessuno si era accorto di nulla, come ci dice un uomo della zona. Non si sentivano voci, non si sentivano urla, non si sentiva niente. E se sapevate qualche cosa, cosa avreste fatto? Non ci arrivava a questo punto. Perché? Perché si fermava, non si andava avanti. Per la mentalità e per le cose giuste. Per la mentalità e per le cose giuste. Perché sta facendo un gesto su un bambino. I bambini non si toccano. È normale, non si tocca. Ma quel che è peggio è che l'uomo, l'orco come lo definiscono in tanti, ripreso nel video finito su TikTok, dopo meno di 48 ore è stato scarcerato. Per il GIP del Tribunale di Catania Luigi Barone l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Il giudice per le indagini preliminari non ha neppure convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga visto che l'uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame. Intanto il piccolo e le 3 sorelline sono state affidate temporaneamente ai nonni materni. La madre ha il divieto di vederlo. E restiamo a Catania, dove un 14enne, pensate, è stato aggredito e gravemente ferito da una baby gang in piazza Stesicoro. La rabbia del padre ai nostri microfoni che dice: mio figlio rischia adesso di perdere l'occhio, ed è stato colpito con un tirapugni tra l'indifferenza delle persone presenti. Tonino De Mana. Ha 3 buchi nella retina e c'è la possibilità che possa perdere l'occhio. È stato colpito con un tirapugni da 11 ragazzi, sono arrabbiatissimo. È ancora scosso, preoccupato ed arrabbiato il padre del 14enne aggredito senza motivo da una baby gang in piazza Stesicoro, nel cuore di Catania. Il ragazzino ha una sola colpa: essersi trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. È qui che una tranquilla serata si è trasformata in incubo per il ragazzino e per la sua famiglia. Dopo lo sfogo sui social, il padre non le manda a dire. Mio figlio si stava incontrando era con un suo compagno di squadra, lui gioca a calcio, e si stava incontrando
incontrando con gli altri ragazzi del Real Catania e non ha fatto a tempo perché erano due, li hanno presi, li hanno circondati e questo ragazzo con un tirapugni da dietro, mentre mia figlia non vedeva, gli ha preso l'occhio, l'ha preso in pieno da dietro nell'occhio e l'ha massacrato. Ha molte contusioni anche nella schiena perché lui si è abbassato, è stato colpito con calci, pugni, di tutti. Guardi, non mi faccia ripetere la scena perché sinceramente provo angoscia, rabbia, ira, tutto ciò che si possa provare in una situazione del genere. E si punta il dito contro l'omertà. Quello che mi fa stare ancora più male è l'indifferenza delle persone che passavano intorno e facevano finta di nulla, quindi allargavano il raggio di camminata per non passare vicino alla rissa. Gli autori della vile aggressione, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia. E sono tanti i genitori di figli adolescenti sempre più preoccupati per questi episodi di violenza. Sentiamo Adelaide Barbagallo. A mia figlia gli dico di ritratti presto, cioè verso le 11. La paura c'è. Chi ha figli in giovane età è preoccupato. Gli episodi di violenza in pieno centro a Catania, con vittime spesso minorenni, fanno crescere la sensazione di insicurezza. I nostri genitori si preoccupano e quindi ci fanno uscire di mattina con noi insieme, in compagnia, da soli no. Allora, diciamo che qui il venerdì e il sabato non è tanto bello perché ci vorrebbe un presidio, perché scende di tutto qua. Ci vorrebbe un po' più di controllo riguardo le persone in giro, soprattutto di notte. Poi ci sono anche furti, rapine e ad essere aggrediti sono spesso turisti, ma anche i residenti. Quel giorno al Garibaldi Centro c'eravamo 2 vittime di pestaggio, 2 vittime di violenza, io e quel ragazzino di 14 anni, peraltro figlio di un caro ragazzo, di una stimatissima persona. Qui si sta veramente perdendo il controllo. La sicurezza è un processo che si costruisce nel tempo, sostiene Anna Labruna, che al centro di Catania ci vive da tempo. Si costruisce con provvedimenti amministrativi adeguati, si costruisce naturalmente evitando che si creino queste concentrazioni antropiche di persone in stradine assolutamente inadeguate. Noi chiediamo un impegno reale, effettivo, non i controlli burocratici amministrativi. Una plateale ritorsione dopo il ferimento del figlio di un boss, 5 arresti a Paternò. Sentiamo Orazio Longo. Le indagini si sono basate sulle intercettazioni delle conversazioni e sulle immagini di sorveglianza. Questo è il video dove si vede avvicinarsi ed entrare in un'officina meccanica un gruppo di persone che poi subito ne esce fuori velocemente. I carabinieri di Paternò, su disposizione della procura e su richiesta della DDA, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 5 indagati. Il fatto contestato orbiterebbe nell'ambito del clan Assinnata. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, vi sarebbero stati propositi di vendetta nei confronti di un uomo, Alberto Forte, in seguito al ferimento avvenuto il 30 agosto e apparentemente scaturito da futili motivi di Michele Gabriele Giacoponnello, che sarebbe figlio di un personaggio di spicco dell'associazione mafiosa legata al clan Santa Paolo Ercolano. Il commando, armato di una pistola e di una mazza, sarebbe stato composto da 5 persone che, come violenta e plateale reazione, si sarebbe recato presso l'officina meccanica e avrebbe esploso 3 colpi. Della cosa lo stesso Forte avrebbe parlato telefonicamente con un familiare, riferendo di essere stato colpito e di essere riuscito a difendersi, avendo a quel punto risposto al fuoco con la propria pistola. Il fatto, seppur non denunciato dalla vittima, veniva riscontrato tramite il referto medico dell'ospedale Cannizzaro, dove la vittima stessa si era recata, dichiarando falsamente di avere patito un sinistro stradale. Dall'analisi delle comunicazioni registrate, gli inquirenti avrebbero appreso dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza installato presso l'officina, teatro dell'attentato. Ancora armi e munizioni sequestrate allo Zen di Palermo. I carabinieri e la polizia nel corso di operazioni differenti hanno sequestrato 5 pistole allo Zen. 2, l'arma era nascosta in una cavità ricavata nelle sottoscale di un edificio. La polizia ha setacciato anche il quartiere con l'impiego di oltre 100 uomini. Sequestrate 4 pistole, 3 sono state trovate in uno scantinato di un edificio vicino alla chiesa di San Filippo Neri, presa di mira con spari alla facciata di questi ultimi giorni. E nel pomeriggio il presidente Schifani ha incontrato il parroco dello Zen annunciando l'imminente realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Restiamo a Palermo per le lunghe code e attese inaccettabili nel pronto soccorso di Villa Sofia.
Il presidente Schifani ha chiamato a rapporto il manager Mazzara, forse l'inizio di una serie di verifiche in tutti gli ospedali della regione. Manlio Viola. Lunghe code e attese estenuanti per i pazienti del pronto soccorso di Villa Sofia, uno dei nosocomi dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, e il presidente della regione siciliana Renato Schifani non ci sta, così convoca con urgenza a Palazzo d'Orléans il manager dell'azienda Alessandro Mazzara, che da febbraio dello scorso anno ha preso il posto di Roberto Colletti. Schifani avrebbe chiesto al manager un rigorosissimo report sulla situazione attuale e sui motivi che hanno portato a questi disagi, se non si tratta di veri e propri disservizi. Fonti di Palazzo parlano di un presidente della regione determinato che si sarebbe riservato l'avvio di atti ispettivi se ritenuti necessari e di conseguenti provvedimenti ove se ne ravvisassero le condizioni e l'esigenza. Un metodo, quello della convocazione del manager per acquisire notizie dirette, spesso usato anche in passato dal presidente Schifani, che ha affrontato così vicende e ritardi di disservizi. La convocazione di Mazzara comunque potrebbe essere solo la prima di una serie di verifiche, l'avvio di una stagione di controlli delle attività dei manager della sanità, a partire proprio dai tempi di attesa e di intervento nei pronto soccorso. Controlli che si uniranno a quelli sullo stato dell'arte nel percorso di abbattimento delle liste d'attesa che procede a macchia di leopardo. Le verifiche sull'operato dei manager erano state uno dei temi trattati in occasione del bilancio di 3 anni di giunta Schifani alla fine di dicembre. Lo stato di salute della sanità, inoltre, è al centro di uno dei referti della Corte dei Conti della Sicilia degli ultimi mesi. Adesso a Catania, nonostante i progetti di rilancio di San Berillo, resta invece tra montagne di spazzature che impediscono persino di passare per le vie del quartiere. Tonino De Mana. Montagne di spazzatura in strada e dentro case fatiscenti ed abbandonate, a volte senza un tetto, crollato, chissà quando. Nonostante proclami, progetti di riqualificazione e cantieri aperti, San Berillo continua ad essere una ferita aperta nel cuore di Catania. Via Garro è l'immagine simbolo del degrado, con la strada tagliata in due da un impressionante accumulo di spazzatura che non consente neanche il passaggio dei pedoni. Rifiuti di ogni tipo depositati, ammassati e bruciati, che ammorbano l'aria e che si mischiano all'odore di urine e marijuana, perché da queste parti lo spaccio è H24. Esasperati, indignati e rassegnati alcuni dei residenti che incontriamo tra le vie Pistone e delle Finanze. Se lei vede anche, guarda che cosa c'è lì sotto. Io da 47 anni che abito qua e invece di vedere miglioramenti vedo peggioramenti. Abbiamo visto delle abitazioni completamente disabitate che servono per accumulare rifiuti. Spazzatura, rifiuti, cose rubate, motorini, di tutto e di più. I turisti fotografano, poi quando si mettono lì dentro gli extracomunitari cercano di vendere la droga oppure li toccano e quant'altro, la gente scappa. Signor Sindaco, questa zona è la più bella zona di Catania, cerchiamola di farla rivivere come era una volta, senza prostitute, punto. Negli ultimi mesi, per onor di cronaca, diverse sono state le operazioni di polizia per contrastare prostituzione e spaccio di droga, ma non appena sirene lampeggianti si allontanano, tutto torna come prima, ed anche peggio di prima. Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile uno dei ricorsi presentati contro il piano rifiuti della regione siciliana, che prevede anche i termovalorizzatori. Manlio Viola. Prima vittoria in tribunale per il piano rifiuti della regione siciliana. Il TAR Sicilia riunito a Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla GESAC SRL, la società della famiglia Leonardi di Lentini, che attualmente si trova in amministrazione giudiziaria. La GESAC aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza del commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia, che è il presidente Renato Schifani. Lo aveva fatto ricorrendo contro il Consiglio dei Ministri, il Ministero, la Presidenza della Regione e gli assessorati al territorio e ambiente, oltre con l'ufficio del commissario e a energia e rifiuti, ma senza avere prima chiesto l'autorizzazione al Tribunale di Catania, sotto la cui tutela la società si trova, perché proprio in amministrazione giudiziaria. Questo invalida l'atto di ricorso. Esulta il presidente della regione, che si dice convinto che saranno dello stesso tenore anche le sentenze sugli altri ricorsi pendenti. Si va avanti nella realizzazione dei termovalorizzatori, dice il governatore, nell'interesse della collettività. Appena qualche giorno fa, nella conferenza di fine anno, Schifani aveva presentato il rendering dei progetti per far vedere come saranno i due impianti che verranno costruiti a Palermo e Catania. Entro febbraio dovrebbero essere consegnati i progetti definitivi con gli studi di fattibilità e si potrà avviare la gara per i lavori veri e propri, che si punta a far partire entro l'anno.
Sull'Etna continua l'attività effusiva nella Valle del Bove. I flussi lavici si sono affiancati e sovrapposti con i fronti avanzati scesi fino a quota 1360 metri. Secondo l'INGV il tremore vulcanico, dopo un breve aumento, è tornato su valori bassi e non si registrano deformazioni del suolo. L'allerta per l'aviazione resta arancione, ma l'aeroporto di Catania è operativo. Nel primo pomeriggio poi si è registrata anche una scossa di terremoto di magnitudo 2,8 senza danni a nord dei Monti Centenari, sempre nella zona di Milo. Breve pausa poi a Catania, il ricordo di Pippo Fava a 42 anni dalla sua morte e dalla sua uccisione per mano mafiosa. È morta Anna Falcone, la sorella maggiore di Giovanni, ucciso nella strage di Capaci. Anna Falcone aveva 95 anni e con la sorella Maria aveva contribuito alla creazione della fondazione intitolata al magistrato. Con il suo carattere riservato aveva scelto di manifestare il suo impegno antimafia incontrando gli studenti delle scuole. A Catania il ricordo del giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia 42 anni fa, tanti giovani per affermare i valori della legalità. Adelaide Barbagallo. A Catania, nella via che adesso porta il suo nome, un mazzo di fiori lì dove è stato ucciso e la targa che ricorda il delitto di mafia. 42 anni fa il giornalista, scrittore e drammaturgo Giuseppe Fava, un uomo che con lucidità e coraggio denunciava un sistema di potere fatto di corruzione e malaffare, una mafia pervasiva alla quale dava fastidio, veniva ucciso da uomini di Cosa Nostra. Se gli esecutori materiali si conoscono, sono i mandanti occulti che restano in ombra. Fava ha lasciato un segno, però, che non muore. 42 anni fa aspettava la nipote Francesca che uscisse al teatro ed oggi, come ogni 5 gennaio, c'è anche lei a ricordare il nonno. Sì, per noi è importante che ci siano i giovani, che ci siano tutte quelle persone che non c'erano nel 1984, perché conoscere la storia di Giuseppe Fava vuol dire conoscere questa città e quindi riuscire a prendere una posizione concreta e portare avanti le sue battaglie. C'è lo striscione dei siciliani giovani e ci sono i ragazzi di Musica Insieme a Librino. E in questo freddo pomeriggio d'inverno c'è anche Claudio Fava. Tanti momenti in questi anni per ricordare il padre, quasi una liturgia che sembra appassionarlo sempre meno, in una Sicilia che non si è mai affrancata dalla mafia. Qui tanti giovani, è un motivo di speranza? Pensare che molti di loro non erano nemmeno nati è una certezza più che una speranza, vuol dire che le cose lasciano tracce e su quelle tracce nascono altre cose felici, positive. È un po' meno, diciamo, un pensiero meno lieto vedere che non ci sono i nostri coetanei, quelli che 42 anni fa sapevano che cosa fosse questa città e che cosa stesse accadendo. A deporre un mazzo di fiori l'assessore comunale ai beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo. Il 5 gennaio è occasione anche per ricordare l'attivista e giornalista Peppino Impastato, anche lui ucciso dalla mafia. A ricordare il suo sacrificio c'è la nipote Luisa. Sono due storie che in realtà si incontrano non solo in questa data, la data di nascita, la data dell'assassinio di Giuseppe Fava, ma nelle intenzioni, nell'attività giornalistica, nella voglia di cambiare il mondo. Tutti ostinatamente in via Fava per non dimenticare e dire no alla mafia. Vacanze quasi finite, si torna alla quotidianità, sono soprattutto gli studenti fuori sede, i passeggeri del Sicilia Express nel primo pomeriggio, la partenza da Palermo e Siracusa. Francesco Aloi. Si torna pronti allo studio. Siete pronti ad affrontare questo viaggio di ritorno? No, un po' in ansia, diciamo, è la prima volta che prendiamo un treno con una tratta così lunga. C'è chi sale a bordo per la prima volta e chi invece ormai è un veterano. Dopo le vacanze suona la campanella della routine. Alla partenza da Siracusa troviamo soprattutto studenti. Sì, finalmente si deve tornare allo studio e alle responsabilità. Quindi vacanze finite? Purtroppo sì. Così tutti sul Sicilia Express, il treno speciale organizzato dalla Regione con il gruppo Ferrovie dello Stato. Alle 15:15 si parte da Palermo, 5 minuti dopo da Siracusa, per poi unire i due convogli a Messina, direzione nord. Sono una studentessa fuori sede e ho deciso di
di cogliere queste iniziative. Questa è la prima volta però che lo prendo, non l'ho potuto prendere anche per l'andata, però spero di poterlo prendere anche in futuro. Chi scende a Torino affronta quasi un giorno di viaggio. A bordo nascono nuove amicizie. Tra una lettura e qualche battuta il tempo passa, sì, però c'è chi preferirebbe un Sicilia Express versione aereo. Lo chiedo anch'io, dato che per scendere ho fatto Torino-Milano, Milano-Varsavia, Varsavia-Catania. Sarebbe sicuramente meglio. Sarebbe anche interessante, bassi costi anche in aereo, sarebbe anche meno stressante per il viaggio, 20 ore sono comunque belle pesanti. Intanto sabato prossimo partirà il secondo treno, sempre verso il nord. Breve pausa, poi lo sport, il calcio con il Catania, con un occhio anche al calciomercato. Delusione in casa Catania per il pari di ieri a Foggia. Sul mercato attesi altri colpi dopo l'arrivo di Bruzzaniti. Marco Carli. Il ritmo che si abbassa, le scelte negli ultimi 16 metri, lanci lunghi e cross di troppo. A Foggia va in scena un film già visto in trasferta, compreso l'approccio positivo diventato patrimonio della squadra. Un approccio poco produttivo però, perché di tiri in porta veramente pericolosi non se ne vedono. E allora il Foggia prende coraggio e combatte. Toscano analizza. Quando noi giochiamo con 2 trequartisti e non con Lunetta o con un altro attaccante che sa riempire l'area, non è l'impressione, non la riempi. Sto cercando di stimolare sia D'Ausilio sia Jimenez di riempire l'area, perché a rimorchio ci possono arrivare anche i centrocampisti o i quinti. Poi c'è la regola non scritta del calcio. Di Gennaro non segna di testa il gol del vantaggio. E dall'altra parte invece ecco la gran rete di Bevilacqua, al volo, sotto la traversa. Gol sbagliato, gol subito, quasi una conseguenza, così come è conseguenziale l'innesto di Rolfini che ha lo spunto vincente. Non è fortunato perché avrebbe meritato il gol, invece ci pensa Jimenez a causare l'autorete di Buttaro. Adesso torna protagonista il mercato, dopo Bruzzaniti in tribuna a Foggia che comincerà in settimana ad allenarsi con la squadra, obiettivo centrocampista. Si dialoga con l'Atalanta per Giabua, l'alternativa principale è Vallocchia, fari puntati anche sul difensore, intanto Pastore parla così della questione Jimenez. Non ti dico che è una sensazione positiva perché vi ricordo quest'estate con Inglese come è finita, però Caleb vuole rimanere e noi lo vogliamo tenere, penso che già sia un punto di partenza importante. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.